Come ricordato, il professor Massimo Recalcati interviene all'interno del corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale, nello specifico all'interno del mio corso in estetica. Come avrete modo di ascoltare a breve, questi due ordini di discorso, quello filosofico e quello psicanalitico nell'opera di Recalcati, sono semplicemente inscindibili. Io non so se così normalmente si operi nell'ambito della psicanalisi, non me ne intendo, ma certamente è così che si fa e si deve fare filosofia, mettendo in relazione diversi saperi. Grazie. La parola a Massimo Recalcati. Bene, è difficile riassumere queste giornate di lavoro perché per chi le ha seguite dall'inizio abbiamo fatto un vero e proprio viaggio. Dunque restituire, diciamo, tutti i panorami e quello che abbiamo visto in questi giorni, in così poco tempo, è molto difficile. Diciamo così, la puntata di oggi è dedicata al tema proprio della neomelanconia. Partirei di nuovo da un'immagine che troviamo in Nietzsche, nella Gaia Scienza, quando Nietzsche descrive quella che ieri ho definito la dimensione marina della pulsione come spinta verso l'aperto e come attrazione nei confronti del mare, cioè esiste nell'uomo, in ogni uomo, diciamo, un'anima Ulisse, se dovessi proprio semplificare in un'immagine, no? Ebbene, Nietzsche, mentre ci mostra la dimensione, come dire, marina della pulsione, sottolinea anche il fatto che può apparire in chi ama il mare una strana forma di malattia. Lo dice soffermandosi sui grandi navigatori. E dice anche nei grandi navigatori, nei più grandi navigatori, si produce questa strana malattia durante il viaggio che Nietzsche descrive come la malattia della, e questa è una citazione, nostalgia della terra ferma. Quindi da una parte noi abbiamo la spinta verso il mare, l'ebbrezza del viaggio, l'ebbrezza dell'apertura degli orizzonti, ma dall'altra parte anche nei navigatori, diciamo, più esperti può nascere questa nostalgia nei confronti della terraferma, del suolo, nostalgia della terra. Ieri abbiamo visto che questa nostalgia della terra è la radice prima della pulsione securitaria, perché la terraferma garantisce stabilità, permanenza, costanza, punti di riferimento. Diversamente, navigare in mare aperto significa fare esperienza della, come dire, assenza di punti di riferimento, della libertà come vertigine. E ieri abbiamo visto che una tendenza dell'umano non è solo quella di amare la libertà, ma anche quella di fuggire dalla libertà, perché la libertà è causa di angoscia. E quindi la libertà, l'esperienza stessa della libertà divide il soggetto. Da una parte la libertà è un diritto della vita umana, è un'aspirazione della vita umana, dall'altra parte la libertà è un oggetto dell'angoscia. E la pulsione securitaria illustra la libertà come oggetto dell'angoscia. E noi siamo arrivati qui ieri fondamentalmente. Oggi provo a definire meglio cosa sono le neomelanconie e lo facciamo con uno schema iniziale che distingue, diciamo così, tre forme di melanconia.
Do per scontato che chi ha seguito il corso ha acquisito con precisione tutti gli elementi che ci hanno permesso di descrivere la melanconia classica, che sono stati in parte ricordati nella sintesi. Possiamo costruire questa triplice declinazione della melanconia. La prima declinazione è una melanconia non patologica. Qualcuno nel primo incontro sollevò questo problema, no? Esiste una melanconia che non sia una patologia? Allora diciamo una prima versione della melanconia è una melanconia non patologica, ma strutturale. Come dire, è una melanconia che accompagna, se posso dire così, l'essere umano in quanto tale. Ma cosa vuol dire una melanconia che accompagna l'essere umano in quanto tale? Una melanconia che accompagna l'essere umano in quanto essere di linguaggio, in quanto parl'essere, parl'être, dice Lacan. Allora, l'essere umano in quanto essere che abita il linguaggio, in quanto parl'être, sarebbe un essere melanconico. Perché? Perché, lo abbiamo già visto questo ma lo ripeto, perché per accedere al linguaggio, per accedere alla parola, alla possibilità della parola, ci deve essere stata una esperienza originaria di perdita. Abbiamo fatto l'esempio molto semplice della perdita del seno, cioè se un bambino non accetta la perdita del seno, che è un passaggio obbligato, diciamo così, nella soggettivazione, se un bambino non accetta la perdita della cosa seno, dov'è il gesso? Se un bambino non tollera questo passaggio che abbiamo citato la volta scorsa, quindi la cosa è, la chose è l'oggetto del primo godimento, del primo soddisfacimento, è il corpo della madre, è il seno materno. Questa chose, questa cosa che è il luogo originario del primo godimento, del primo soddisfacimento, deve essere necessariamente trasformata nella non cosa. Nothing, nella non cosa. Questo passaggio, cioè deve svuotarsi, deve diventare un vuoto. Questo movimento dalla cosa alla non cosa, che traduciamo semplicemente nello svezzamento dalla presenza del seno all'assenza del seno, sottolineate queste due parole, dalla presenza all'assenza, dalla presenza del seno all'assenza del seno, passaggio dalla chose alla a chose, dalla cosa alla non cosa, Lacan dice a cosa, ma insomma, non cosa. Questo passaggio è un passaggio melanconico. Perché è un passaggio melanconico? Perché ha come suo fondamento la perdita dell'oggetto. E abbiamo visto che la perdita dell'oggetto è l'esperienza traumatica che descrive anche la melanconia in senso patologico. Dunque, perché io possa parlare, non posso avere in bocca il seno mentre parlo. Ci deve essere un'operazione di svuotamento. L'accesso alla parola implica la morte della cosa, dice Hegel. L'accesso alla parola è la morte della cosa. Questa è una melanconia, potremmo dire, è la melanconia del linguaggio. È il linguaggio come struttura di separazione che separa il soggetto
dall'oggetto del suo godimento. Tutti i bambini che hanno difficoltà di apprendimento linguistico, che hanno difficoltà di accesso alla parola, ma anche di accesso alla lingua alfabetica, sono bambini che preservano un attaccamento eccessivo nei confronti della cosa materna. Per questo Lacan dice che l'esperienza della scuola, cioè dell'apprendimento della lingua alfabetica, parla quindi della scuola primaria, no? Del nido, della scuola elementare, l'esperienza della scuola porta con sé un traumatismo originario, benefico, un traumatismo originario benefico che si caratterizza, uso la sua parola, come esperienza di una dématernalisation della langue, dematernalizzazione della lingua. Cioè, per apprendere la lingua alfabetica, un bambino deve fare esperienza del lutto della lingua madre, della lingua materna. La scuola è il luogo istituzionale che consente, se volete, questo passaggio strutturale dalla cosa alla non cosa. È il linguaggio come struttura di separazione, è il linguaggio come taglio. La dématernalisation della langue. Quando un bambino non accede al linguaggio è perché vuole preservare la langue maternelle, la lingua materna. Non accetta di passare alla lingua dell'altro per mantenersi prossimo alla lingua della madre, alla lingua materna. In questo senso la scuola come istituzione che iscrive la vita nel linguaggio, diciamo, c'è un apprendimento della lingua, no? L'alfabeto, per esempio, è la prima forma di simbolizzazione della lingua, di alfabetizzazione della lingua. Ripeto, molti disturbi dell'apprendimento, molti disturbi del linguaggio nei bambini hanno a che fare esattamente con questa difficoltà di abbandonare la cosa. Di abbandonare la cosa e di accedere al linguaggio. L'abbandono della cosa implica il passaggio dalla presenza all'assenza. Ci sono bambini, parlo di bambini anche molto piccoli del nido, che quando devono lasciare la mano della loro mamma soffrono più di altri, fanno fatica a staccarsi, a separarsi. Questa fatica nella separazione illustra la difficoltà di questo passaggio, che nel nostro tempo è una difficoltà collettiva, molto, diciamo, anche sociale, passaggio dalla presenza all'assenza. Pensate all'iperconnessione con l'iPhone, per fare un esempio, diciamo, l'iPhone è un seno, che i soggetti sono sempre attaccati all'iPhone, è una trasfigurazione tecnologica del seno, e se voi togliete un iPhone a un adolescente fa esperienza del trauma di questo passaggio. E sempre più è difficile questo passaggio perché sempre più c'è attaccamento alla cosa e sempre più c'è difficoltà nello stare nell'assenza della cosa. Chiamiamo questo passaggio melanconico, strutturale, che il linguaggio esige, dalla cosa alla non cosa, dalla presenza all'assenza, dématernalisation della langue. Per farvi sorridere un po', visto che siamo di prima mattina, anche se diciamo l'aneddoto che vi racconto un po' di prima mattina fa un po' sorridere, ma insomma è la storia di un ragazzino, di un bambino che frequentava la scuola elementare, che era di fronte a casa
e aveva dei grossi disturbi del linguaggio, difficoltà di apprendimento, ma soprattutto difficoltà nell'assimilazione dei principi grammaticali della lingua. E usciva di casa, attraversava la strada, entrava a scuola. E quando accadeva che in aula gli scappasse la cacca, alzava la mano e diceva: maestra, posso uscire? La maestra consentiva, lui trotterellava giù dalle scale, attraversava la strada e faceva la cacca nel suo bagno. Poi ritornava a scuola. E così per un po', finché, diciamo, una volta, mentre stava uscendo per fare i suoi bisogni, lo fermano: dove stai andando? Vado a fare la cacca. Ma la cacca si fa qua. Questa è la dematernalizzazione della langue. È uno svezzamento fecale in questo caso, ma la sostanza dello svezzamento, cioè del taglio, della necessità della separazione, della differenziazione, della traumatizzazione della lingua materna, resta fondamentale. Allora chiamiamo questo tipo di melanconia la melanconia della langue, la melanconia del linguaggio, una melanconia necessaria alla vita. Cioè noi dobbiamo fare esperienza di questo passaggio dalla presenza all'assenza. Ricordiamoci la formula di Hegel: la parola è la morte della cosa. La parola è la morte della cosa. Dunque, per accedere alla parola devo fare il lutto della cosa. Fare il lutto della cosa. Una delle scene più lette, interpretate, che ha generato una vera e propria biblioteca del testo freudiano, è la scena famosa, che ora vi ricordo brevemente, la scena del gioco del rocchetto, da parte del piccolo Ernst, che è, diciamo, il nipotino di Freud. Questa scena viene raccontata da Freud in un testo che abbiamo già citato in questo seminario, titolato Al di là del principio di piacere. In questo testo Freud racconta questa scena, un bambino piccolo, intorno ai 2-3 anni, quindi molto piccolo, di nome Ernst, meno famoso di un suo collega di nome Hans, ma diciamo piccolo Ernst ha una sua dignità. Il piccolo Ernst viene a un certo punto lasciato solo dalla sua mamma, che esce dalla stanza per andare a fare delle cose fuori casa, e lascia il bambino da solo. Di fronte sottolineate bene, perché questo è il termine chiave, di fronte all'assenza della madre, il bambino dà vita ad un gioco. Questo gioco in tedesco, perché il bambino parla tedesco, è diventato noto come il gioco del Fort da. Fort da. Che significa in tedesco fort, via, da, come si dice, da vuol dire qui. Il bambino prende un rocchetto, avvolge del filo attorno al rocchetto, getta il rocchetto lontano dalla vista, in modo che scompaia dalla vista sotto il letto, sotto un armadio, e mentre fa questo gesto, che è il primo tempo, diciamo, del gioco, primo tempo, secondo tempo, mentre lancia l'oggetto lontano dalla sua vista, accompagnando con l'esclamazione, è un bambino che non ha ancora accesso al linguaggio pieno, quindi accompagna dicendo fort, fort. Quando l'oggetto scompare, riavvolge il filo e riporta l'oggetto presso di sé,
accompagnando con l'esclamazione entusiastica da. Fort da. Su questo gioco, ripeto, c'è una biblioteca. Perché c'è una biblioteca? Perché, diciamo così, è un gioco che ha una straordinaria importanza. Intanto, come è stato per lo più interpretato questo gioco mi serve molto per introdurre il problema della neomelanconia. Come è stato interpretato classicamente dagli psicanalisti questo gioco, da Freud stesso in parte, dice Freud, in questo gioco noi assistiamo alla nascita del linguaggio simbolico. Perché? Che cosa accade? Cosa fa il bambino attraverso il gioco? Il bambino attraverso il gioco rovescia, capovolge la condizione passiva a cui lo costringe l'assenza materna, cioè il bambino subisce la separazione dalla madre, quindi si trova in una posizione passiva, la madre se ne va, il bambino resta nella camera solo, subisce la libertà, diciamo così, materna, l'assenza della madre, e nel gioco capovolge questo rapporto di passività in attività, decidendo lui e non la madre i tempi della separazione dalla madre. Cioè è lui che decide quando l'oggetto, il rocchetto, cioè la madre, è presente e quando è assente. È lui che detta i tempi dell'oscillazione tra l'assenza e la presenza. È chiaro? Dunque il rocchetto viene al posto della madre, il rocchetto viene al posto dell'oggetto materno, con la differenza sostanziale che non è più l'altro materno a imporre al bambino la frustrazione dell'assenza, ma è il bambino, attraverso un escamotage simbolico, che è il gioco, che decide il tempo della sparizione e della riapparizione della madre. È chiaro? Questa è l'interpretazione, diciamo, più diffusa. E sarebbe interessante vederle tutte, perché non è la sola, però diciamo questa è quella da cui voglio partire, no? E spero di essere stato chiaro. Da questo punto di vista noi vediamo nascere, attraverso il gioco del Fordà, la struttura melanconica del linguaggio. Cioè il linguaggio simbolico è possibile solo se l'oggetto si assenta, solo grazie all'assentificazione dell'oggetto, cioè la presentificazione dell'oggetto assente attraverso il gioco, la mamma è il rocchetto simbolicamente, si rende possibile solo grazie all'assentificazione dell'oggetto, cioè alla separazione del bambino dalla madre. È chiaro, no? Ci siamo tutti su questo. Ci siamo su questo. Aggiungiamo una considerazione. Allora, definiamo, scusate, questa dinamica, la dimensione melanconica del linguaggio. E diciamo che questa dimensione non è affatto patologica, ma è, come giustamente sottolineava, diciamo, qualcuno che era intervenuto nella prima giornata, è creativa. Come vedete è un'assenza che genera un'invenzione, una sublimazione, un'invenzione. Nasce il gioco. Perché quando nasce il gioco? Quando la cosa muore. Altrimenti non si può giocare. Se uno sta attaccato al cellulare tutto il tempo, non gioca. In nessun modo, resta appiccicato all'oggetto seno.
Lo svezzamento, la separazione rende possibile il gioco, la creazione del gioco. Allora, facciamo notare una cosa, che è una cosa laterale ma molto importante, che la condizione perché vi sia gioco, vi sia un trattamento simbolico dell'assenza, diciamo così, è la produzione dell'assenza. In questa scena chi produce l'assenza? Attenzione, chi produce l'assenza? La madre. Ma la madre, qui toccheremmo un tema che dovrebbe dedicare un seminario intero, ma la madre produce assenza solo in quanto donna, cioè in quanto irriducibile alla madre, in quanto non tutta madre. Perché, e questo nessuno ha segnalato in questa grande biblioteca su questo punto elementare, no? Se volete, se leggete un libro, Le mani della madre, un mio libro, trovate questo commento. Cioè nessuno ha mai sottolineato il fatto più semplice. Che cosa innesca tutto? Che la madre a un certo punto dice al suo bambino: ciao, devo andare. Quando una madre dice al suo bambino: ciao, devo andare, in quel momento è una donna, non è una madre. La patologia del legame materno è determinata dal fatto che la donna muore nella madre. La madre è la presenza della cura, necessaria alla vita del bambino, ma quando questa presenza è sempre presente, la madre diventa asfissiante, rende impossibile il gioco. Che cosa fa sì che una donna che è madre possa non essere tutta madre e dunque non asfissiare la vita del bambino? Il fatto che è viva come donna, che resta il suo essere donna irriducibile al suo essere madre, che non è tutta madre. Ma quando una madre non è tutta madre? Quando una madre è una donna. La donna è ciò che salva la madre dall'essere tutta madre. E che cos'è una donna? Certo, è qualcuna che desidera un uomo, diciamo così, no? Quindi fa sì che il bambino non sia tutto il suo mondo. Se il bambino diventa tutto il suo mondo, non c'è possibilità di separazione. Ma quando dico la donna è ciò che desidera un uomo, non è così banale. La donna è ciò che desidera un uomo. Lacan dice la donna desidera il fallo, attenzione, che non vuol dire l'organo sessuale, la donna desidera un uomo, la donna desidera il fallo, traduciamo, la donna desidera ciò che è al di là del bambino. L'uomo e il fallo hanno un significato in quanto orizzonte trascendente rispetto all'essere del bambino. Quindi la madre è in rapporto al bambino, il bambino è l'oggetto del desiderio materno, d'accordo? Al di là del bambino come oggetto c'è l'uomo, cioè il fallo, cioè il significante del desiderio della donna. Questo salva il bambino. Questo salva i bambini. Non tanto il papà che arriva col bastone e picchia la mamma, tu non puoi godere di tuo figlio, tu non puoi accoppiarti. È il desiderio della donna che introduce la differenza necessaria e che fa sì che non si crei una coppia simbiotica tra la madre e il bambino. Questo lo traduciamo dicendo che il piccolo Ernst che cosa vede? Vede quello che ogni bambino dovrebbe vedere nella sua mamma, cioè Lacan usa questa formula molto, diciamo, di linguaggio colloquiale, dice l'andirivieni della madre, l'andirivieni, cioè non è una presenza tutta per me. Perché? Perché non è tutta madre. Perché? Perché è donna nella madre.
Essendo donna della madre, il suo desiderio non si cristallizza nel bambino, ma è attratto dal fallo, tra virgolette, che in psicanalisi è il significante del desiderio. Non entriamo nel merito perché si chiama fallo, diventa una roba molto complicata, diciamo. Però, quando si dice, per uno psicanalista che non è un moralista, la cosa che interessa allo psicanalista è questa madre, oltre a questo bambino, desidera qualcosa, punto. Che sia un uomo, che sia una donna, che sia il lavoro, che sia la propria professione, che sia il giardinaggio. Per lo psicanalista è indifferente, diciamo. La cosa che fa la differenza è l'esistenza di un altro desiderio rispetto al desiderio materno. Quando una madre diventa tutta madre, si trasforma, si trasfigura, è un'immagine abbastanza atroce che dà l'account del desiderio materno. Sto facendo prendere un po' dalla questione materna, ma perdonatemi, quando dice, allora quando, qui sbaglio sempre a disegnare questo, è un coccodrillo, con le fauci. Vabbè, insomma, immaginate che questa sia la bocca di un coccodrillo. Però aspetta, ho disegnato male, cancellino, non c'è. Qua. Allora, immaginate la bocca spalancata di un coccodrillo. Quando la madre è tutta madre, la madre diventa una bocca di coccodrillo che divora il proprio figlio, ok? E che impedisce la separazione. Quando invece il desiderio della madre va oltre il bambino in quanto oggetto del suo godimento, va oltre, quindi verso l'uomo, verso il lavoro, eccetera, noi abbiamo una barra. Lacan la descrive proprio così, una barra che impedisce alle fauci del coccodrillo di chiudersi. Le fauci del coccodrillo le possiamo proprio chiamare madre e donna. La barra serve a tenere distinto la madre dalla donna. Che cosa tiene distinto la madre dalla donna? Uno può dire classicamente il padre, perché appunto il monito del padre è rivolto al bambino: tu non potrai reintegrarti da dove sei venuto, devi rinunciare alla cosa materna, lutto della presenza della madre, e alla madre tu non puoi godere di tuo figlio. Tuo figlio non è l'oggetto al tuo servizio sessuale. In realtà, per tutto il ragionamento che stiamo facendo, noi diciamo che non è il nome del padre a operare questo taglio, come classicamente la psicanalisi pensa, ma noi diciamo che sempre di più a fare la sbarra che separa la madre dalla donna e rende possibile la separazione è il desiderio femminile, la sopravvivenza del desiderio della donna. È il desiderio della donna che salva il figlio dalle fauci e dal cannibalismo materno. Scusate questo lungo giro. Torno al punto che mi interessa, cioè esiste una struttura melanconica del linguaggio, la struttura melanconica del linguaggio trasforma la presenza della cosa in non cosa. Questo traumatismo si può definire come una dematernalizzazione della langue, abbiamo detto, e questo consente la separazione del soggetto rispetto all'altro. La parola, dice Hegel, è la morte della cosa. Ci siamo fin qua. Esiste poi una seconda versione della melanconia, che è quella che abbiamo studiato in questi giorni,
cioè la melanconia come figura della psicopatologia. Non mi soffermo su questo perché l'abbiamo vista con precisione, ricordo solo che, e questa è una linea che si inaugura con Lutto e melanconia di Freud, che perché ci sia melanconia ci deve essere stata trauma della perdita. Il trauma della perdita e dunque l'impossibilità di elaborare il trauma della perdita è il fondamento della versione psicopatologica della melanconia. Abbiamo visto in lungo e in largo questo punto. Terza versione, che è quella che ci interessa oggi, la neomelanconia. Nella neomelanconia non troviamo necessariamente trauma della perdita, non troviamo delirio morale, non troviamo senso di colpa, non troviamo autodenigrazione, non troviamo autoingiuria, non troviamo autorimprovero, cioè non troviamo niente, diciamo, di tutta la sindrome melanconica come l'abbiamo descritta. Che cosa troviamo al centro, diciamo, della neomelanconia? Troviamo il ritiro della vita dalla vita. Il ritiro della vita dalla vita, troviamo quello che Freud chiama, in un altro contesto, l'introversione della libido. Cioè troviamo, e questo è il gancio che ci consente di leggere insieme il paradigma securitario e la neomelanconia, troviamo la percezione della vita come luogo di perturbazione, come minaccia nei confronti della vita. La vita che minaccia la vita che si afferma, diciamo, come luogo di instabilità, di precarietà, di perturbazione e che spinge la vita a separarsi dalla vita. Questo, il movimento neomelanconico è questo. È chiaro che lo troviamo anche nella melanconia, no? Abbiamo detto la caduta del sentimento della vita è un elemento della clinica della melanconia. Ma nelle neomelanconie questo elemento, che è uno tra gli elementi della figura classica della melanconia, diventa l'elemento centrale. È fondamentalmente questo, cioè la vita che si ritira dalla vita, la vita che si rifugia dalla vita, la vita che si stacca dalla vita, la vita che si separa dalla vita. La vita che è la vita neomelanconica è il rovesciamento della dimensione maniacale che caratterizza l'euforia iperattiva del discorso del capitalista. Come dire, noi viviamo nel circo del discorso del capitalista, nell'offerta illimitata di oggetti di consumo, nella versione neoliberale della vita come spinta all'affermazione di sé, al successo, al profitto, eccetera. Viviamo in questo circo e la neomelanconia ci dice tutto questo circo è niente, tutto è niente. Se avete seguito l'intero seminario sapete che questa formula tutto è niente è la formula essenziale della melanconia. Tutto è niente, che non è niente è tutto, perché niente e tutto è la formula fondamentale che istituisce la dimensione luttuosa del linguaggio. Cioè niente è la cosa, niente può essere la cosa, niente può essere tutto.
E proprio perché niente può essere tutto, tutto è possibile. Nella melanconia, diversamente, tutto è niente. Dunque, se tutto è niente, niente è possibile. È il nichilismo, diciamo, fondamentale dell'atteggiamento melanconico. Elevare il niente come se fosse, cioè degradare il tutto al niente. Degradare il tutto al niente. Niente ha senso. Niente vale la pena di vivere. Non c'è niente di cui vale la pena di vivere, no? Questa centralità del niente è fondamentale nella neomelanconia. Su questa centralità del niente, consentitemi un passaggio complesso, ma voglio farlo nel modo più semplice possibile. Complesso, diciamo, io ho dedicato 30 anni al lavoro clinico con questi pazienti, parlo dei pazienti anoressici e l'anoressia ci insegna qualcosa di fondamentale sul niente, sullo statuto del niente. Diciamo che, ecco, un po' grossolanamente e schematicamente possiamo distinguere due grandi forme dell'anoressia. La prima forma dell'anoressia, che sono due versioni del niente. La prima formula dell'anoressia, la prima forma dell'anoressia è clinicamente, la definiamo, la versione isterica dell'anoressia. La seconda versione la definiamo una versione melanconica o neomelanconica dell'anoressia. Queste due, cercherò di illustrare questa differenza, no? Tra l'anoressia isterica e l'anoressia, chiamiamola melanconica o neomelanconica. La differenza tra queste due strutture cliniche dipende dalla declinazione del niente. Abbiamo due versioni distinte del niente. Allora, perché? Fenomenologicamente l'anoressica mangia niente. Mangia, dice Lacan, le rien, mangia il niente. Cosa vuol dire mangiare il niente? Cosa vuol dire mangiare niente? Vediamo la versione isterica. Io mangio, adesso parlo a voce alta, come se fossi un'anoressica, visto che ne ho sentite, diciamo, centinaia in questi 30 anni, quindi riassumo il ragionamento. Anoressia isterica, io mangio niente perché ti ricordo a te, madre, padre, fidanzato, ricordo a te, ricordo all'altro, che io non sono per te solo un tubo digerente, è una formula di una mia paziente, non sono per te un tubo digerente, e attraverso il niente che mangio io rivendico di fronte a te il mio diritto di essere un soggetto e non un oggetto, un tubo digerente che tu riempi con la tua pappa asfissiante. Questo è il principio. Io mangio niente perché ti insegno a te che lo statuto del bisogno non equivale allo statuto del desiderio. Perché se il bisogno si soddisfa attraverso il consumo di un oggetto, del cibo che tu mi dai, il desiderio non si soddisfa attraverso il consumo dell'oggetto, ma si soddisfa attraverso il consumo, tra virgolette, del segno d'amore che tu mi dai. Ma poiché tu non mi dai il segno d'amore, io rifiuto l'oggetto, il cibo, per avere questo segno. È chiaro? Vedete la dimensione, prima si diceva relazionale, dialettica del rifiuto anoressico di tipo isterico. Cioè io rifiuto il seno, diciamo così, il cibo, perché voglio da te non il seno ma il segno del tuo amore, il segno che io sono
ciò che apre in te la tua mancanza, il segno che ti manco. Uno dei lamenti più frequenti che noi ascoltiamo nelle anoressiche è: ma mia madre è solo interessata a quello che mangio, se mangio o no. Ma io non voglio essere per lei appunto qualcosa da pesare, un oggetto ben nutrito, io voglio essere per lei un soggetto che ha un valore. E dunque rifiuto l'oggetto per avere il segno. È chiaro? È come se, anche qui faccio una fantasia sempre un po', è come se il seno si dividesse in due seni. Permettetemi questo gioco di parole. Il seno sono due seni. Quando il bambino, insomma, per chi ha avuto dei figli, immagino molti qui, o per chi ha osservato un reparto di neonatologia, di bambini appena nati, vede che ci sono due seni. Da una parte c'è il seno che soddisfa il bisogno della fame. Il bambino grida, il bisogno spinge al suo soddisfacimento, la madre offre il seno, il bambino si placa. Questo schema definisce lo statuto del bisogno. C'è una fame, c'è l'urgenza della fame che si manifesta nell'urlo del bambino. Prendiamolo proprio all'inizio della vita, no? E questa urgenza come si placa? Si placa attraverso la soddisfazione, attraverso l'offerta del seno. Quello che quando Hegel dice la Begierde, cioè l'appetito, la brama che caratterizza il bisogno, siamo nella fenomenologia dello spirito, la Begierde, la brama che caratterizza il bisogno, si soddisfa, vedete, attraverso la negazione unilaterale dell'oggetto. Cosa vuol dire? Vuol dire se io ho sete, bevo, soddisfo la mia sete attraverso la negazione unilaterale dell'acqua. Così funziona lo statuto del bisogno, no? Il bisogno esige la sua negazione, cioè la sua in senso hegeliano, la sua soddisfazione attraverso, Freud direbbe, un'azione specifica. Non posso soddisfare la sete se mangio, ci vuole un'azione specifica, dice Freud, per appagare un bisogno. È chiaro? Quindi c'è un rapporto tra il soggetto e un oggetto, tra il soggetto e l'oggetto. Il seno, il primo seno, serve a placare la fame. Ma se noi osserviamo un bambino al seno materno, vi racconto, adesso registrano, insomma, mi ricordo quando è nato mio figlio, perché è lì che ho fatto questa scoperta, in fondo. Quando è nato mio figlio sono andato a trovare poi, diciamo, mia moglie e sono entrato nella stanza mentre lo stava allattando. Fate conto che è nato un giorno prima, diciamo, quindi con gli occhi chiusi, ed era attaccato al seno di mia moglie, ma non succhiava. Infatti io entro e gli dice: fai piano perché ha mangiato tanto, ma teneva il capezzolo in bocca. E questo è il punto in cui si discrimina lo statuto del bisogno dallo statuto del desiderio. Perché tiene il capezzolo in bocca se il suo bisogno è stato appagato? Tant'è che appena li ho visti così ho pensato tra me e me: ciao, vado a scrivere un libro perché i prossimi anni saranno anni di dura astinenza, diciamo, no? Come dire, l'innamoramento tra i due mi esclude. Il consiglio che do agli uomini è sempre quello, cioè quando c'è questa giusta follia amorosa tra i due bisogna sublimare in un altro modo, non ha senso bussare alla porta, no? Infatti quegli anni furono anni di grande attività intellettuale per me.
Ma il punto è questo trattenere la presenza del seno, trattenere il capezzolo, significa fare esistere un secondo seno e questo secondo seno non serve a placare l'urgenza del bisogno, ma offre la presenza in quanto segno dell'amore dell'altro. Certamente Freud aggiunge, e in quanto localizzazione erogena della libido, fissazione pregenitale della pulsione orale. Certamente c'è un piacere nel tenere in bocca il capezzolo, c'è un piacere nella suzione. Allora il piacere è l'eccedenza erogena e erotica rispetto al soddisfacimento del bisogno, dall'altra parte c'è la domanda d'amore, la domanda del segno. Quindi allora noi abbiamo uno sbinamento tra il segno, allora il seno come segno e il seno come oggetto. Quando l'anoressica isterica rifiuta l'oggetto, il cibo, sta rifiutando il seno in quanto oggetto perché esige il seno come segno. Questo è il principio basico, se mai vi capiterà di lavorare in questo campo, veramente non c'è possibilità di lettura dell'anoressia che non passi attraverso questa eterogeneità tra il bisogno e il desiderio. Ma poiché l'altro dell'anoressica non è in grado di cogliere la differenza tra lo statuto del bisogno e lo statuto del desiderio, è l'anoressica che glielo insegna. In questo senso io dico l'anoressia è l'educazione sentimentale dell'altro. Spingere l'altro a riconoscere che lo statuto del desiderio è eccentrico allo statuto del bisogno, laddove l'altro confonde lo statuto del bisogno con lo statuto del desiderio. Non è un caso che, per esempio, l'altro dell'anoressica risponda sempre al disagio della figlia offrendo oggetti. È come se anticipasse la domanda attraverso l'offerta dell'oggetto. Non lascia tempo perché ci sia articolazione della domanda, in quanto soddisfa anticipatamente ogni forma di domanda. E questo crea quello che i clinici chiamano appunto una situazione di asfissia, di ingozzamento, di riempimento del vuoto. E dunque cosa deduciamo da questo? Che nella versione isterica dell'anoressia le rien, il niente, è un oggetto separatore. Produce cioè una doppia separazione, una separazione del bisogno dal desiderio e una separazione del soggetto dall'altro. L'anoressia isterica è una manovra di separazione, in cui il desiderio del soggetto si orchestra come un rifiuto, cioè attraverso il rifiuto dell'oggetto il soggetto si separa dall'altro. Questo è il punto essenziale, il punto essenziale. Attraverso il rifiuto dell'oggetto il soggetto si costituisce come soggetto separandosi dall'altro. Per questo diciamo noi esiste anche un'anoressia transclinica, no? Che riguarda tutti i bambini, che ha riguardato tutti noi. C'è stato un momento in cui tutti noi abbiamo detto no al cibo. Le bambine lo dicono con più ostinazione no al cibo. Perché abbiamo detto no al cibo? No a questo cibo? Perché abbiamo imposto, come dire, il carattere irriducibile della nostra singolarità. Quando al ristorante i genitori scelgono, per esempio, cosa deve mangiare il proprio bambino, il bambino dice no, questo no.
Cioè, cosa sta dicendo quando dice no, questo no? Sta ricordando al genitore: sono un soggetto. Devo scegliere, ho dei gusti, alcune cose mi piacciono, altre no. Il no è il primo movimento, diciamo, che introduce la separazione tra il soggetto e l'altro. Spitz, per esempio, nei suoi studi sul primo anno di vita nel bambino parla proprio della matrice originaria di questo no che troviamo nell'anoressia, anche quella transclinica, quando parla del routing, del movimento della testa del bambino che a un certo punto si discosta dal seno e dice no, cioè basta, si stacca, si separa. Allora, nella dimensione isterica dell'anoressia noi troviamo che il soggetto, attraverso il rifiuto del cibo, si istituisce come soggetto, domanda all'altro non l'oggetto ma il segno e opera una manovra di separazione dall'altro. Questo è molto importante. Come vedete, in questa versione dell'anoressia prevale, è stato ricordato prima, il carattere relazionale, dialettico dell'anoressia stessa. Sono quei casi dove noi riusciamo a essere molto efficaci nella clinica, a produrre trasformazioni significative, anche se l'anoressia isterica non esclude l'estrema gravità di questa scelta, perché il carattere ostinato è una dimensione, come immagino sappiate, una dimensione fondamentale dell'anoressia, cioè la inflessibilità. Il termine inflessibilità è un termine che si presta bene a definire la scelta anoressica e non è un caso che è il termine con cui Jacques Lacan descrive la posizione di Antigone di fronte alla legge della città, di fronte a Creonte, no? È inflessibile, fino alla morte. Questa inflessibilità fino alla morte, questo essere d'acciaio, come diceva una mia paziente, pelle e ossa, è una caratteristica fondamentale dell'anoressia isterica. Quindi è vero che c'è una dimensione dialettica dell'anoressia che può essere recuperata nel lavoro sotto transfer dell'analisi, ma è anche vero che c'è una inflessibilità. È quella che fa disperare i genitori, che getta nello sconforto chi è vicino a questi soggetti, non c'è modo di guarirle, no? C'è la dimensione inflessibile, anzi direi ancora di più ricattatoria, perché da questo punto di vista l'anoressica usa il suo corpo come ostaggio per ricattare l'altro, la madre solitamente, ma non solo, e questo sequestro del proprio corpo è finalizzato a fare del corpo l'ostaggio che ricatta, del corpo magro, del corpo pelle e ossa, l'ostacolo che ricatta l'altro. Vedi, sto per morire. Vedi, sto per morire. Puoi tu perdermi? Questa formula, puoi tu perdermi, è la formula che definisce, secondo Lacan, il fantasma primario dell'umano. Tu puoi perdermi, puoi vivere senza di me, puoi stare senza di me. Se io mi facessi morire come mi sto facendo morire, tu puoi perdermi. Vedete, cioè da una parte c'è un'inflessibilità, dall'altra parte c'è una dialetticità. È inflessibile ma interroga l'altro e dunque è sensibile all'atto dell'altro, l'anoressia isterica. Ma quale altro? Non i genitori, perché un genitore può anche cambiare tutto, diventare amorevole, trasmettere il segno, dare alla figlia tutto quello che la figlia vuole, il segno, l'amore, eccetera, ma la figlia dice non lo volevo adesso, dovevi darmelo prima. Non adesso, prima. Quindi i genitori sono fuori gioco. Nell'analisi tutto questo diventa possibile, sotto transfer, con un prezzo che l'analista deve pagare se accetta di trattare casi così difficili, che è quello di sopravvivere all'angoscia. Cioè l'innesco è: ma tu puoi perdermi, all'analista,
molto spesso noi abbiamo degli aggravamenti durante il trattamento, proprio perché questa domanda originariamente rivolta ai genitori viene rivolta all'analista. Tu puoi perdermi. E lì è il momento, diciamo, della verità di una cura, ma la condizione perché sia il momento della verità è che l'analista deve sopravvivere all'angoscia della sopravvivenza della paziente. Chiudo. L'anoressia melanconica, le rien, niente dell'anoressia melanconica ha un altro statuto. Cioè, lo dico nel modo più semplice, l'anoressica melanconica vuole morire. Io voglio morire. Quante volte ho sentito questa formula così, voglio morire, non voglio più vivere. La volontà di morte dichiarata dai pazienti solitamente non passa all'atto suicidario, rarissimamente, non passa all'atto suicidario. Perché non passa all'atto suicidario? Perché l'anoressia stessa è un suicidio differito. Cioè la via dell'anoressia melanconica è una via suicidaria che esclude tendenzialmente il passaggio all'atto, ma che mortifica la vita fino a generare anche degli scompensi biologici che investono il sistema immunitario, problemi cardiologici e di varia natura, per cui un'anoressica può morire, ma non muore di anoressia, muore per la, diciamo, catastrofe organica che l'anoressia provoca nel soggetto. In ogni caso, questo enunciato, voglio morire, significa non voglio vivere, non voglio essere esposta alla perturbazione della vita, vedete qui la dimensione neomelanconica, e dunque mi ritiro nel mio corpo, riducendo il mio corpo a pelle e ossa. Questo tema dell'osso è un tema molto importante nell'anoressia. Anche qui ci deve essere una clinica differenziale dell'osso, diciamo. L'importanza allora, in tutte le anoressiche l'osso è importante, vedere le proprie ossa, percepire l'assenza di grasso, vedere lo scheletro, definirsi allo specchio, sono fenomeni fondamentali per il soggetto anoressico, ma può avere delle significazioni molto diverse. Nel caso dell'anoressia melanconica, ridursi all'osso significa, per chi ha seguito il seminario fino a qui, ridursi all'oggetto piccolo a, ridursi all'oggetto scarto, naufragio di grande I, emergenza di A piccolo. Per chi ha seguito il seminario sa bene cosa dico, no? Diventare l'oggetto scarto. Quella paziente che diceva, anoressico, melanconica, diceva tutte le mattine io mi sveglio con la rabbia di respirare. Questa è proprio l'idea che la vita è diventata insopportabile. Quindi il niente non è un oggetto separatore, non ha a che fare con la distinzione tra i due segni, segno e oggetto. Il niente è una meta della pulsione. Diventare niente, morire. Questi sono i casi più gravi che noi vediamo, tant'è che questi casi necessitano di un trattamento istituzionale, non è possibile seguirle, diciamo, nel nostro studio.
Per questo da anni io lavoro in una struttura con 20 posti letto, che si trova sui colli bolognesi, dove noi riceviamo pazienti così, quindi pazienti molto gravi, all'80% delle melanconie anoressiche molto gravi, che hanno bisogno di essere come se, diciamo, la spinta alla morte, che è essenziale in questa melanconia, che è proprio il Todesstern, no? Che in tedesco significa... Prova. Che in tedesco significa pulsione di morte, il Todestrieb, cioè la spinta verso la morte, non può essere frenata dalla parola, dal transfert, dal lavoro clinico, non è sufficiente, ci vuole qualcosa che veramente faccia argine e devi questa spinta in un'altra direzione. Questo argine è l'istituzione, quindi la vita comunitaria, la regolazione degli spazi, la regolazione del tempo e quello che noi facciamo da ormai 7 anni nella residenza dove lavoro, che è il tentativo di frenare la spinta, diciamo, la spinta verso la morte attraverso una diga che è la diga dell'istituzione. Bene, questa seconda forma di anoressia mette in luce un appetito di morte. Questa formula appetito di morte. Appunto, il desiderio di morte. Il desiderio di morte e l'appetito di morte sono, diciamo così, elementi che troviamo nelle neomelanconie. Desiderio di morte e appetito di morte mostrano appunto la vita che esce dalla scena del mondo e si ritira. Quali sono le caratteristiche, le altre caratteristiche del soggetto neomelanconico, no? La spinta alla morte, che non può non prendere queste forme così drammatiche. Negli hikikomori, per esempio, non necessariamente, o nelle fobie sociali gravi, quando c'è un soggetto si autosegrega e si separa dal mondo, non necessariamente troviamo questa presenza, diciamo, della pulsione di morte che esige l'intervento istituzionale. È un ritiro più diciamo così, meno drammatico, che ha alcune però caratteristiche che vorrei dirvi brevemente prima di lasciare spazio, come mi è stato detto, al dibattito un po' più del solito. Beh, intanto l'esperienza del corpo. Nelle neomelanconie il corpo viene vissuto come un peso. Il corpo è un peso che il soggetto deve trascinare, peso che si trascina. Questa è una modificazione profonda del vissuto del corpo, perché il nostro corpo non è un peso, il nostro corpo è una forza, luogo appunto di una energia libidica, dice Freud. Ma nelle neomelanconie il soggetto percepisce il proprio corpo non come forza ma come peso. Lacan una volta, per descrivere l'energia del corpo, usa questo strano mito nel seminario 11, il mito della lamella, cioè il corpo assomiglia a un flusso. Il tema del corpo flusso è un tema, per esempio, deleuziano molto importante, no? Cioè il corpo è energia, è flusso, è forza. Nella neomelanconia il corpo non è flusso, non è energia, non è forza, è un peso che si cristallizza. Da questo punto di vista è un corpo de-erotizzato, è un corpo de-erogeneizzato. Come diceva un mio paziente, è un corpo postumano. O un'altra mia paziente diceva, anoressica e
che vive ritirata in pratica nella sua cameretta da molto tempo, il mio corpo è unisex, come dire non ha identità, non ha differenza, non porta con sé alcuna differenza, unisex. O post-sessuale, no? Cioè un corpo che non ha erotismo. Secondo elemento è che l'esperienza della vita, cioè del sentirsi vivi, il sentimento della vita si azzera, e cioè si spegne. Ecco, questa è una fenomenologia che troviamo molto frequentemente, la vita spenta, la vita non accesa. Come si dice di un oggetto tecnologico, no? Quando è acceso o quando è spento. È la vita spenta, la vita che non è accesa, cioè la vita quando la vita è spenta. Cioè, la vita si spegne quando si dissocia dal desiderio. Ciò che rende la vita accesa è il contatto col desiderio. Nelle neomelanconie questo contatto si perde, c'è un disabbonamento del soggetto dalla forza del desiderio e dunque la vita si spegne, si accascia. Terzo elemento, lo abbiamo già visto, ma la vita si ritira, usiamo l'espressione freudiana di introversione libidica, o possiamo usare l'espressione che abbiamo usato ieri di pulsione claustrale, che significa che il chiuso è preferito all'aperto, la terra è preferita al mare, diciamo, il suolo è preferito al mare, la piscina è preferita al mare. Ieri ci siamo diffusi su questo. Altro punto, l'ultimo, più interessante secondo me, è l'applicazione, qui è un po' difficile ma voglio spiegarlo semplicemente, è l'applicazione letterale di quello che Freud ha definito principio del nirvana. E quindi una sorta di nirvanizzazione del soggetto. Che cos'è il principio del nirvana? Chiaro, il nirvana fa riferimento alle religioni orientali ed è nelle religioni orientali una condizione di benessere, diciamo, determinata dal spegnimento delle passioni. Il soggetto che si libera, come dire, dalla presenza ingombrante delle passioni. Quindi una condizione di quiete dove il nulla che si raggiunge nello stato nirvanico comporta lo spegnimento di ogni perturbazione passionale. Ora, cosa fa Freud con questo concetto che eredita, diciamo, in parte dalla filosofia, dalle religioni orientali, in parte da Schopenhauer? Nel mondo come volontà e rappresentazione Schopenhauer si diffonde sul principio di nirvana. Quindi due riferimenti per Freud sono Schopenhauer da una parte e le filosofie orientali. Per chi conosce Schopenhauer sa che Schopenhauer è stato uno dei grandi tramite, diciamo, in Occidente delle filosofie orientali, dell'induismo soprattutto. Cosa fa Freud? Freud dice: esiste una tendenza dell'apparato psichico a evitare le tensioni e a ridurre il proprio funzionamento perseguendo l'ideale di una stasi omeostatica. Quindi evitare le tensioni, evitare il dispiacere delle tensioni per custodire all'interno dell'apparato una condizione di omeostasi permanente. Ridurre le tensioni al livello più basso, ridurre le tensioni interne al livello più basso. Con un problema, dice Freud, perché esistono anche tensioni piacevoli. Non tutte le tensioni sono spiacevoli, fa l'esempio della pulsione sessuale.
che è una tensione piacevole. Quindi l'apparato si trova in difficoltà nella gestione della pulsione sessuale, quindi da una parte c'è una finalità omeostatica dell'apparato, evitare le tensioni, evitare il dispiacere, ridurre la tensione interna al livello minimo più basso, questo Freud lo chiama principio di inerzia o principio di costanza, tendere verso lo zero, diciamo, tendere verso lo zero, principio di inerzia, azzeramento delle tensioni, poiché l'azzeramento delle tensioni finché siamo vivi non è possibile, perché lo zero è sempre più 1. Per quanto io possa puntare allo zero, finché sono vivo non sono mai uno zero assoluto, diciamo. Questo più 1 è l'impossibilità di un governo assoluto della vita. Il più 1 è l'elemento, diciamo, ingovernabile della vita, che rende impossibile il raggiungimento dello zero assoluto. Quindi non c'è possibilità di inerzia finché la vita è viva, allora il principio di inerzia si trasforma in principio di costanza, tenere il livello più basso, non lo zero, ma diciamo appunto il minimo indispensabile. Tutto questo è proprio l'economia della neomelanconia, il minimo indispensabile. E il principio di nirvana consisterebbe proprio, uso questa definizione difficile che trovate in Freud, in un articolo di grande importanza che si intitola Il problema del masochismo, il problema economico del masochismo, dove la definizione che Freud dà è del principio di nirvana come principio di, lo cito, narcotizzazione del principio di piacere. Capiamo questo e poi mi fermo. Narcotizzazione del principio di piacere. Ora, il principio di piacere sarebbe l'evoluzione, diciamo, del principio di costanza, cioè la vita umana segue aristotelicamente, potremmo dire, non è diverso da quello che pensava Aristotele, segue aristotelicamente la via mediana, la via di mezzo, evita gli eccessi, evita le tensioni, evita le perturbazioni interne. Tutta l'etica, diciamo, da Aristotele fino all'utilitarismo di Bentham si muove seguendo questa direzione. La direzione, per usare le parole di Aristotele nell'etica, la direzione della moderazione, altra parola fondamentale di Aristotele, della temperanza, altra parola fondamentale, della virtù mediana, per evitare l'eccesso. Il Todestrib, la pulsione di morte, è una dimensione dell'eccesso, che scompiglia il quadro, diciamo, edonistico, utilitaristico dell'etica aristotelica, cioè qualcosa che spinge il soggetto verso un godimento che può rivelarsi nocivo alla vita stessa. L'esempio che facevamo ieri della Ferrari a tutta velocità di fronte a un muro, cioè immobile ma è a tutta velocità, e questo comporta una sorta di fusione, di consumo, no? Di esplosione interna, che è il contrario dell'immagine della temperanza, che è il contrario dell'immagine della moderazione. Dunque, per un verso l'apparato psichico segue la legge della temperanza e della moderazione, per un altro verso è attratta dall'eccesso. Allora, il principio di nirvana sarebbe un modo per, come dire, narcotizzare, appunto, narcotizzare la spinta pulsionale che introduce nell'apparato l'elemento dell'eccesso. Vi faccio un esempio molto
Una mia paziente anoressica e bulimica vomita, ma con una caratteristica particolare. Scusate che la mattina non voglio disturbarvi più di tanto. Deve reperire nel vomito gli alimenti che ha mangiato, deve riconoscerli. Cioè, come dire, tutto ciò che entra e che crea più 1 deve uscire, cioè deve fare -1, +1, -1, 0. Tutto ciò che increspa, diciamo così, l'equilibrio omeostatico interno deve essere ridotto alla quiete. Tutto ciò che inquieta deve essere riportato alla quiete. Da questo punto di vista l'anoressia è l'incarnazione della nirvanizzazione del soggetto, della nirvanizzazione del principio di piacere, perché è appunto l'esercizio di una pulsione di controllo su tutto ciò che accade nel corpo, perché tutto ciò che accade nel corpo possa essere costantemente ricondotto allo 0 e se non allo 0 al livello più prossimo dello 0. Noi chiamiamo questo proprio una nirvanizzazione del principio di piacere, alla lettera, una nirvanizzazione alla lettera del principio di piacere. E da questo punto di vista l'anoressica incarna la dimensione neomelanconica più pura, no? Quella appunto del corpo spento, del corpo senza desiderio, del corpo senza vita, del ritiro libidico, della nirvanizzazione della vita stessa. Grazie.